Buonasera a tutti e grazie di essere venuti a questo incontro che noi abbiamo voluto ospitare negli stand regionali, anche se sembra un po' strano forse, no? Parlare di Dante in una situazione come questa dove si parla di lavoro, dove si parla di impresa, dove si parla di tecnologia, di competenze specifiche, ma questo nasce da un'idea, da una consapevolezza che per riuscire a costruire un futuro vero dove al centro c'è la persona e c'è l'uomo, è indispensabile che le nuove generazioni, i ragazzi, gli studenti e poi quelli che saranno nel mondo del lavoro, i professionisti, abbiano non solo competenze tecniche, ma anche quelle competenze che consentono loro di crescere come persona e essere all'interno delle aziende, del lavoro, come professionisti, qualsiasi attività facciano, essere soprattutto degli uomini e dei soggetti con una propria interiorità, una propria capacità anche di ricostruire loro stessi mano a mano che va avanti la vita. Noi facciamo delle volte anche delle azioni di orientamento, no? L'orientamento però non è quello che a nostro avviso ti dice cosa puoi fare e dove lo puoi fare, è quello che ti dà una competenza, una capacità di orientarti all'interno di certe situazioni. Quindi l'orientamento vero è quello che si fa costruendo una persona in un certo modo. Questo intervento adesso del professor Nembrini sarà così un intervento che io credo illuminante proprio in questa ottica e si inquadra anche in un'altra attività che viene svolta assieme all'associazione Rivela, che è una manifestazione che si svolgerà l'anno prossimo, che è stata in parte finanziata e sostenuta dalla Regione proprio in occasione dei 700 anni delle morte di Dante. Sarà fatta l'anno prossimo, ma con la partenza quest'anno. Si svolgerà all'inizio a Verona e parteciperanno alcune migliaia di ragazzi e in particolare ci saranno 100 ragazzi che saranno formati per accompagnare gli altri ragazzi, studenti, in un percorso che illustrerà alcune dei personaggi fondamentali più importanti dell'inferno di Dante, mi pare, nella prima fase, no? E poi per passare poi al Purgatorio e poi al Paradiso, per gli anni successivi, questa almeno è l'idea, e accompagnati anche da dei disegni fatti da un importante disegnatore che disegna peraltro per la Marvel America. Io lascerei adesso la parola al professor Nembrini, che sarà sicuramente molto molto più appassionante di me, e intanto vi auguro buon ascolto. Grazie. Grazie mille. Sono un po' a disagio perché parlare di certe cose in un contesto un filino rumoroso come questo non è facile, abbiate pazienza. Una domanda, voi sentite bene? Perché io non mi sento, qui c'è un rimbombo, così va meglio? Allora vuol dire che devo tenerlo molto vicino. Allora mi hanno dato un'oretta, non di più, per provare a rispondere alla domanda posta da chi mi ha presentato: cosa c'entra Dante con una fiera, con una manifestazione sul lavoro? Ecco, lo faccio in due passaggi. Il primo, anche se qui siete quasi tutti ragazzi, abbiate pazienza, il primo è un appello che voglio rivolgere agli adulti, un appello che è anche un ringraziamento qui, è anche una forma mi voglio complimentare con questa regione, con questa amministrazione, con i vostri insegnanti, con la scuola. Insomma, voglio dire che su questa vicenda, giovani, il futuro, la pandemia, cosa c'entra Dante? Sto tenendo incontri, sto incontrando un sacco di gente in tutta Italia, ma una cosa così non l'avevo mai vista. Una cosa così intendo una iniziativa, credo voluta e favorita da amministrazioni locali a partire dalla regione, insomma da un mondo di adulti che sembra avere capito
la sfida di fronte a cui ci troviamo e che voglio provare a fotografare. Devo dire che in tutto questo mio girare per l'Italia una cosa così, un'assunzione di responsabilità così, fino a realizzare un'iniziativa che mi pare straordinaria, io non l'avevo ancora vista. Ma quel che non avevo ancora visto, ed è il meglio della faccenda, è il consenso, l'interesse e la curiosità di voi ragazzi. Io vedo arrivare tanti di quei giovani. Lo dissi 2 anni fa all'assessore un'amnesia, l'assessore Bonazzan, le dissi, dopo aver visto per la prima volta Job Orienta, le dissi: io voglio venire l'anno prossimo, poi la pandemia lo ha impedito per 2 volte, voglio venire e star qui tutta la settimana, perché io ho un mucchio di ragazzi così curiosi, interessati, con la voglia di capire, non li becco più così tanti e così curiosi nel giro di una settimana. Sono tornato oggi, ma credo che il rapporto continuerà. Allora, parto da un'osservazione che mi sembra fondamentale, rivolta appunto in particolare agli adulti, e i ragazzi possono semmai confermare o meno quello che dico. È un'impressione, ma non solo un'impressione. Leggo i dati, leggo quel che succede, quel che gli amici insegnanti e educatori mi riferiscono. Il Covid ha veramente ferito questo paese, ha veramente ferito una generazione in modo grave. Non voglio fare il pessimista e il tragico, ma come dice Dante della peste, vale lo stesso per il Covid, per ogni momento di grande difficoltà vissuto da una società, un momento di grave difficoltà funziona da lente di ingrandimento. Si vede meglio il male che c'è e si vede meglio anche il bene, per fortuna. In un momento come questo abbiamo visto atti di eroismo e una qualità anche di certe istituzioni che credevamo scomparsa, ma abbiamo anche visto tutta la debolezza, tutta la contraddizione, per esempio, di un sistema di istruzione, di un sistema scolastico che fa acqua da tutte le parti. E se prima faceva acqua, con questi anni di Covid, mi viene da dire, la diga è veramente sul punto di franare definitivamente. I dati ci sono, non me li invento. Ricoveri ospedalieri e pronti soccorso per tentativi di suicidio non è un dato che uno si inventa, sono lì da vedere. L'aumento del consumo di psicofarmaci, le consulenze presso psicologi e psichiatri, le crisi di panico, il diffondersi di patologie come l'anoressia, in particolare per le ragazze. Insomma, io credo che questa pandemia debba sollecitare negli adulti, tutti, ciascuno per il compito che ha, debba sollecitare una grandissima responsabilità. Dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia i nostri ragazzi, che si sia genitori o insegnanti, quelli di più, dovrebbero essere direttamente colpiti, ma tutti, vale per tutti gli adulti. Dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia questi ragazzi, di capire che cosa sta succedendo e di fare, dove è possibile e appena è possibile, le riforme opportune. Oggi non ne parliamo, ma la butto lì, le riforme opportune del sistema scolastico, e comunque spenderci in una responsabilità, spenderci in una grande, io da cattolico dico, in una grande carità verso chi ha bisogno, e chi ha bisogno oggi sono i giovani, che non hanno bisogno di un lavoro, hanno bisogno di capire perché vale la pena lavorare e che senso abbia la fatica e che senso abbia anche il dolore che ti capita addosso così di traverso senza chiedere il permesso. Cioè abbiamo bisogno di capire
il mestiere vero, che è il mestiere di essere uomini. Il lavoro della vita, ragazzi, non è fare il meccanico o il professore. Il lavoro della vita è diventare uomini e donne. E per essere uomini e donne, certo che è necessaria anche una professione, ma una professione svolgendo la quale tu non diventi grande, non diventi te stesso, a cosa ti serve? La odierai. Presto o tardi la odierai e odierai chi te la fa fare. Insomma, c'è da vincere una grande estraneità, una grande ricerca di senso, e in questo gli adulti devono assumersi le loro responsabilità. Io lo dico leggendo 2 righe, permettetemi l'extratesto, non di Dante ma di Manzoni. Immagino che tutti lo conosciate un po'. C'è una riga che io mi ripeto in questi tempi, anzi da 1 anno e mezzo, 100 volte al giorno. Quando Renzo entra al Lazzaretto a Milano, che ospita in quel momento fino a 50.000 appestati, e sta cercando Lucia, la sua donna, non sa se è viva o se è morta, entra nel Lazzaretto e gli capita di origliare l'omelia del prete che sta finendo messa, tale Padre Felice, che sta dicendo queste parole, ve le ripeto tali quali. È interessante perché questo discorso di Padre Felice viene fatto a quelli che stanno lasciando il Lazzaretto, cioè quelli che ci sono entrati appestati ma ce l'hanno fatta, sono guariti e si apprestano a tornare alla vita di prima. Cioè, queste 2 righe rispondono alla domanda: e adesso che forse siamo fuori dal tunnel, siamo fuori dal casino, cosa ci aspetta, cosa dobbiamo fare? Sapeste quanti me lo chiedono? Ma perché è giusto, è la domanda. E adesso, se usciamo dalla pandemia, tornerà tutto come prima? Io, a parte che uno che dicesse dopo 2 anni così che si augura che tutto torni come prima, cioè, dove sei con la testa, dove sei con l'anima? Non può tornare tutto come prima. Non voglio che tutto torni come prima. Voglio che tutto torni come prima, ma senza perdere niente di quel che questi 2 anni mi hanno insegnato, mi hanno fatto vedere, mi hanno fatto vivere. Se no, i nostri morti diventano inutili, li ammazziamo una seconda volta. Si capisce? Ecco, come risponde Padre Felice a quelli che stanno per affrontare la vita nuova, la vita di prima, la vita da sopravvissuti. Pensiamo, vi leggo proprio solo qualche riga, diamo un pensiero ai 1000 e 1000 che sono usciti di là, e indica la porticina che dalla chiesetta portava nel cimitero che allora era una immensa fossa comune. Poi dice: pensiamo a quelli che sono ancora qui dentro, incerti se usciranno di là o usciranno di lì, cioè se la caveranno o no. E pensiamo a noi, così pochi, non è un problema di proporzioni o di numeri, Allora erano pochi davvero, noi siamo di più. Anche se a Bergamo l'anno scorso, tra marzo e aprile, vi giuro che il pensiero che fossimo in pochi a rimanere l'abbiamo vissuto. Pensiamo a noi così pochi che ce la siamo cavata, che siamo qui per ricominciare. Cosa facciamo? Perché siamo qui noi? Perché ci è toccato di sopravvivere? Si può avere la fede o no, non è un punto di partenza così umanamente vero che chiama in causa tutti, credenti e non credenti. Perché riscopriamo, dice, che la vita è un dono, è una cosa grande di cui siamo responsabili. E alla fine, le 2 righe che vi dicevo che mi rileggo tutti i giorni, cominciamo da questo viaggio, dai primi passi che stiamo per fare,
una vita tutta di carità. Quelli che sono tornati nell'antico vigore diano un braccio fraterno ai fiacchi. Giovani, sostenete i vecchi, i vostri genitori, i vostri nonni, la gente che fa più fatica. Voi che siete rimasti, ecco questa è la frase che mi ammazza, voi che siete rimasti senza figliuoli, vedete intorno a voi quanti figliuoli rimasti senza padre, siatelo per loro. E questa carità, ricoprendo i vostri peccati, renderà più dolce il vostro dolore. Ora io lancio un appello oggi qui, un appello a una intera generazione di adulti e in particolare a insegnanti, uomini di scuola, uomini di governo, amministratori, politici, preti e vescovi, insomma chiunque abbia a cuore questo povero paese. Dobbiamo ricominciare a dire la verità, dobbiamo ritrovare un coraggio che ci renda solidali a quel modo lì. E se non hai figli, sono tuoi i figli degli altri. Uno deve pensare in grande, non si può pensare ai propri 3, 4, io ho 4 figli e basta. Pensi davvero ai tuoi figli se pensi ai figli di tutti. Se senti bisognosi di paternità, di una guida, di una compagnia, tutti i ragazzi che vedi, tutti i ragazzi che incontri, questo fa un adulto. Non si rinchiude nell'orto di casa sua tirando su barriere e muri per difendere i suoi figli dal male del mondo. Tanto rimane fregato, perché il male del mondo entra attraverso l'aria, l'etere, internet, cioè non lo fermi più. Se fai la guerra contro il male hai già perso. Se fai la guerra affermando il bene puoi vincere, puoi farcela. Ecco, io dico solo che il mondo degli adulti deve ritrovare questo coraggio. Poi fatemelo dire, perché io quando arrivo qui, quando arrivo in Veneto, non posso non pensare a 2 figure cui voglio rendere pubblicamente omaggio. Uno è un prete missionario saveriano di Marostica, padre Bepi Berton, morto qualche anno fa, che conobbi nel 2000 in una manifestazione come questa per caso, che mi fermò e mi disse: Franco, ci siamo conosciuti, mi dice: Franco, avrei bisogno di un favore. Io ho tirato su una serie di opere in Sierra Leone, non so se sapete dov'è, nel cuore dell'Africa, dalla parte dell'oceano. Era appena finita una guerra civile che, se vi racconto quel che abbiamo visto, non ci credete, delle cose che non mi fanno dormire ancora oggi, mi sveglio con gli incubi pensando a quel che va bene. E padre Berton fu il primo a denunciare all'ONU il fenomeno dei bambini soldato, questi ragazzine e ragazzine che venivano catturati e a 10 anni obbligati a uccidere nei modi più efferati quelli che gli davano da ammazzare. Il fenomeno dei bambini soldato lo ha denunciato e voleva fare una scuola per questi bambini. E mi dice: ti mando su uno dei miei bravo, un anno lo ospitate voi, insomma arrangiate, e poi lo chiederò a questo di fare la scuola. Insomma, per farvela breve, è arrivato questo ragazzo meraviglioso e poi insieme per 10 anni, per 15 anni abbiamo realizzato prima la scuola elementare, poi la scuola media, poi il liceo. Adesso in quella scuola a Freetown arrivano i primi laureati che vengono lì a insegnare, i primi alunni diventati insegnanti. Insomma, un'esperienza straordinaria. Lì ho visto la tempra del Veneto, il Veneto profondo, il Veneto che piace a me perché somiglia tanto alla mia terra, alla mia gente, alla mia famiglia. Io sono figlio di contadini, cattolici di campagna proprio, terza elementare mio padre, quarta elementare forse mia madre. Sono il quarto di 10 figli. È nato il 10° quando il primo aveva 15 anni, potete immaginare. Per cui
io ho respirato quell'aria lì, e quando vengo qui in un posto come questo devo dirvi la verità, non può non venirmi in mente Padre Berton, per esempio, perché sento ancora viva quell'aria lì, quella tradizione lì. E se il Veneto, Bergamo, io sono di Bergamo, e insomma, dove questa tradizione ha generato persone come quelle lì, vuol dire che c'è ancora qualche possibilità che si vada avanti a generare persone così, persone. Spegnete un attimo la telecamera con due coglioni, ragazzi, che te li guardi e dici: ma io voglio vivere così, ma io vorrei essere un uomo così. Lasciate stare il prete, ma io vorrei essere un uomo così, una donna così. Oppure l'altra grande figura, Padre Romano Scalfi di Tione di Trento, morto a 94 anni 3 anni fa, che andava in Russia con le valigie piene di Bibbie, di sacramenti, di sue cose, rischiando la fucilazione lì sul posto negli anni dello stalinismo, fondatore di Russia Cristiana, che a 93 anni, ragazzi, 93, con una vita pazzesca, uno ha il diritto di dire: metto in pensione, faccio più un osti, mi riposo. Noi si andava a confessarsi da lui, un po' di amici. Mia sorella una mattina lo chiama: padre, verrei a confessarmi. Vieni. Va e lo trova, invece che in stanza, perché era allettato, lo trova giù nel cortile sulla sedia a rotelle con una copertina addosso, e mia sorella gli dice: ma padre, cosa fa qui? Perché non è a letto? E hanno chiamato l'ambulanza, mi portano d'urgenza al pronto soccorso perché sto male. E mia sorella gli dice: ma dimmelo, se me lo dicevi non venivo, no? E lui, tranquillissimo, 93 anni, le dice: ma sapevo che c'era un bel quarto d'ora da aspettare, si butta mica via il tempo. Io, tutte le volte che mia moglie o qualcuno mi sgrida e mi dice: stai esagerando, io rispondo: no, io voglio morire come quell'uomo lì. Non ci arriverò, ma vorrei a 93 anni avere questo sentimento della vita così pieno di senso, di laboriosità, di generosità intelligente. Mezz'ora da aspettare l'ambulanza, 93 anni, che a 93 anni, se ti portano in ospedale con l'ambulanza, sei mica sicuro di uscire, ragazzi, ma non si butta via il tempo in quel quarto d'ora accetta di confessare. Ecco, la nostra terra, dico la mia e la vostra, ha prodotto gente così, e si potrebbero citare imprenditori, figure di amministratori. I vostri genitori magari sono così. C'è una speranza sola per questo paese: che questa tradizione continui a produrre uomini e donne così. Allora, perché questo accada, però, ci vuole una generazione di adulti che ritrovi il coraggio. Io dico, lo dico in questo modo: il coraggio della verità. Da uomo di scuola, sì, qui se c'è qualche insegnante mi capisce, abbiamo mentito troppo a lungo, abbiamo mentito a noi stessi, al nostro paese, ai nostri figli, ai nostri alunni. Abbiamo detto troppe menzogne, per ragioni ideologiche, per ragioni storiche, per ragioni economiche, chi se ne frega. Però adesso che la pandemia ci ha fatto vedere un po' meglio di cosa si tratta, possiamo decidere di servire la verità, non le menzogne. E la verità è che i nostri figli hanno un desiderio gigantesco di bene, di bellezza, di cose grandi. Abbiamo mentito troppo dicendo loro: abbassa la guardia, accontentati. Adesso pensa a studiare, adesso pensa al 6 in tutte le materie. Abbiamo barato, ma siccome avevamo barato con noi stessi, ci è stato facile barare con i nostri figli. Basta, è ora di dire la verità, che veniamo al mondo con un desiderio di grandezza pazzesco, e che è una fame quella lì, una fame proprio,
una sete di bellezza, di positività, di creatività, una fame invincibile. Come dico sempre agli insegnanti, ma anche ai genitori che pensano che il problema educativo sia farvi paura: se ti droghi finisci male, se non studi. Ma la paura è il contrario dell'educazione. Pinocchio dice all'inizio del quarto o del quinto capitolo di Collodi: Pinocchio aveva una gran paura dei tuoni e dei lampi. Aveva fatto fuori il padre, aveva ammazzato il grillo parlante, diventa padrone di casa sua, ma scopre di avere fame e non trova niente da mangiare. Guarda fuori, dice vado in paese a chiedere qualcosa a qualcuno, e c'è un temporale pazzesco. Il testo dice: Pinocchio aveva una gran paura dei tuoni e dei lampi, ma la fame era più forte della paura. Io ho fatto un convegno, un anno intero di corso con i genitori con questo titolo: la fame è più forte della paura. Genitori, se pensate di educare i figli facendogli paura per le conseguenze dei loro atti, siete fuori strada. La fame è più forte anche della paura di morire, ricordatevelo. C'è una fame nell'uomo invincibile, perché è quello che lo fa essere uomo. In forza di questa fame si può anche rischiare tanto, si può anche rischiare la vita. Ecco, bisogna che una generazione di adulti ritrovi il coraggio di questa verità. Cos'è l'educazione? Che cosa sperano i nostri ragazzi? Di cosa hanno veramente bisogno? Quando si è teorizzato per 30 anni che a scuola non si deve educare, si deve solo istruire, poi si raccolgono questi frutti, per dirne una. La seconda cosa è il coraggio della carità, ma l'ho già detto prima, sentire il dovere, mi viene da dire, di aiutarci, di darci una mano. È difficile per tutti, adulti e giovani, però bisogna sentire la responsabilità di questa carità nei confronti di un'intera generazione. E avere questa carità vuol dire fare una proposta alta, bella, grande. La grande carità da vivere nei confronti dei giovani oggi è questa: avere il coraggio di sfidarli a un livello che gli possa far brillare gli occhi e dire: provo, vengo con te, faccio un pezzo di strada con te perché capisco che vale la pena, che la posta in gioco è la vita, la sua grandezza, non il mestiere che farò anche, ma è la grandezza del vivere, la posta in gioco. E infine il coraggio della speranza. Ecco, speranza nel senso di ce la possiamo fare? No, non ce la possiamo fare, ce la facciamo. Si può vivere benissimo anche in tempi di pandemia, anche nella fatica, anche nel dolore. Si può vivere lieti, saggi, diventando saggi. Bene, io quel che dico semplicemente che nella mia esperienza tutto questo l'ho imparato da Dante. Non solo da Dante, ma oggi prendere, e quante volte l'ho fatto in questi 2 anni, quando l'ho fatto l'altra settimana scorsa nel Duomo di Monreale a Palermo, gremito di studenti, vi giuro che ho detto: basta, posso morire, posso andare in paradiso. È stata una cosa incredibile poter dire. Avete presente il Duomo di Monreale? Sì? Duomo di Monreale, ragazzi? No, zero. Quei mosaici, è come vedere San Marco, giù di lì, mosaici da roba da matti, e poter spiegare a ragazzi di 18 anni che non gliel'ha mai detto nessuno. Guardate che Dante ci aiuta a guardare la vita per quello che è. Quello che ha fatto questi mosaici, pensate a San Marco, voi veneti, non sta dipingendo l'aldilà,
sta dipingendo il modo vero di vedere l'aldilà. Guardateli quei mosaici, sono la descrizione di un modo di essere e di vedere la vita ora, possibile qui sulla terra, tant'è vero che c'è chi lo ha visto con tanta chiarezza da raffigurarlo lì. Poter dire altro che speranza, la certezza di una speranza. Ecco, io questo ho imparato da Dante e questo passo a voi e alla vostra generazione. Come? Guardate, c'è solo da scegliere. Da dove volete partire? Inferno, purgatorio, paradiso? È tutto così vero, è tutto così concreto che mi viene da dire scegliete voi. Cioè, avete mai sentito qualcuno dirvi con questa forza che cosa è la vita? Se siamo leali con noi stessi, qual è il punto di partenza più realistico, sincero, leale che possiamo dire di noi stessi? È che siamo in una selva oscura, senza colpa, Io non so ben ridir com'io vi entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Non mi ricordo come ci sono. Fatto sta che nel bel mezzo della vita, quando tutto sembra andare bene, mi guardo allo specchio e mi chiedo: ma dove sto andando? Ma che cosa vale davvero? E a 18 anni, a 20 anni, a 16, come la si sente urgente questa domanda? Perché se non trovo la ragione adeguata del vivere, la vita non è vita, anzi la vita comincia a rodere dentro, a diventare noia, a diventare insopportabile, a diventare, ecco, tant'è amara che poco è più morte. Ci si sente morire dentro, e conosco ragazzi di 18 anni che spiritualmente ne hanno 100, e ho conosciuto uomini di 100 anni quasi che erano dei ragazzi di 15, tanto hanno vissuto. Questa è la sfida che Dante vi fa. Vi rendete conto che c'è un problema? Vivere bene, vivere alla luce. Alla luce vuol dire sapendo quel che c'è importante sapere nella vita. Cosa sapete, cosa sappiamo del bene e del male, della verità e della menzogna, della gioia e del dolore, dell'amore e della possibilità di tradirlo, dell'amicizia? Cosa sappiamo? Poco. Sarebbe bello arrivare davanti a una luce che ci aiuti a vivere così. E Dante lo capisce. Ha il coraggio di fare una cosa. Quando ha constatato questo, dice: mi sono avvicinato, guardai in alto e vidi le sue spalle, eccetera. Cioè, vede in cima a un colle un raggio di sole, un po' di luce. Quando lo spiegavo a scuola, dicevo ai ragazzi, è inutile che mi veniate a dire che schifo la vita, che schifo la famiglia, che schifo la scuola, che schifo il partito, che schifo la chiesa, tutto schifo. Avete ragione. Qui mi posso lasciare andare a qualche francesismo che uso in classe? Posso? Gli dicevo: ragazzi, avete ragione. Quando dite che merda, tutto vi sembra merda, avete ragione, ma per un motivo semplicissimo, che vi guardate il buco del culo. È certo che se guardate sempre lì è tutto merda. E avere il coraggio di alzare la testa e guardare le stelle, no? Guardare le stelle, guardare il cielo infinito. Uno non può razionalmente alzare la testa verso un cielo stellato e dire che merda. No, non riesce nemmeno. Se ci prova non riesce. Abituarsi a guardare le stelle è già una virtù straordinaria cui Dante ci educa. Perché provate a pensare all'inferno. Guardate che Dante lo prendiamo un po' alla leggera,
ma quando descrive l'inferno, descrive l'inferno. Eppure anche l'inferno finisce con la parola stelle. La parola stelle a chiusura dell'inferno. Ma vi rendete conto? Conoscete un altro ottimista così? Capace di guardare tutto il male del mondo, tutto, dentro di sé e fuori di sé, e dire: non c'è inferno da cui non si possa uscire a rivedere le stelle. Io, se devo dire una parola di speranza oggi, la prendo da qui. Insegno Dante, uno che ha guardato tutto il male, tutti gli orrori del mondo e della vita, e ha saputo dire: si può uscirne. Si può uscirne se si ha il coraggio di fronte a questo male di gridare miserere. Ragazzi, quando vi citavo prima Bertone Padescalfi, non è per citare due bei personaggi, sono stati i miei maestri, sono stati i miei Virgilio, insieme a mio padre, mia madre e alcuni altri. Non si va da nessuna parte da soli. La prima parola di Dante nella Divina Commedia qual è? Miserere di me. Miserere di me, qual che tu sii, o d'ombra, o uomo certo. Non me ne frega niente di chi sei, che partito, che professione. Sei uno come me. E io qui nel fango fino ai capelli sto morendo. Qualcuno abbia pietà di me. Qualcuno, per favore, fratelli uomini, mi aiutate, mi date una mano. Sto morendo di noia, di non senso, di violenza. A 18 anni come a 15 ormai. Sto morendo. Ma chi vi insegna a gridare e a seguire un maestro? Nel cinismo di oggi vi dicono tutti: calmati, Madonna me, contentes, accontentati, come la fai tragica. Dovete sparare agli adulti che vi dicono così. No, sparare no, nel senso metaforico. Bisognerebbe veramente rompere la faccia a chi dice ai ragazzi di oggi accontentati, invece che dire sii contento. E Dante è maestro di questa cosa. A ogni verso dice: non accontentarti, perché puoi essere contento davvero. Certo, devi guardare in alto, devi riconoscere la tua incapacità, devi gridare miserere davanti a chi ti si presenta un po' più saggio di te, con la vista più lunga della tua, e chiedere a quello lì: aiutami a vedere quel che vedi tu. Il problema della vita, ragazzi, è questo: vedere le cose per quel che sono davvero. La parola più diffusa, più ricorrente nella Divina Commedia, sapete qual è? Chi lo sa? Non è Dio, la fede, il paradiso, vai in chiesa, le virtù. È la parola occhi. E la seconda è la parola bene. Occhi che cercano il bene nella realtà, nella vita. Gli occhi, quelli fisici, questi. Il problema della Divina Commedia è vedere. Se leggete il 33esimo del Paradiso, se l'avete appena in mente, la grande preghiera di San Bernardo, dice alla Madonna: senti, questo ha visto di tutto, inferno, purgatorio, facciamogli vedere fino in fondo. Fa che veda, che ogni nube gli disleghi dai suoi occhi, perché possa vedere, e così, vedendo, il sommo piacere gli si dispieghi, possa godere di tutto, essere contento di tutto. Questo è lo scopo. Allora, quando grida miserere, Virgilio gli dice: c'ho un'idea, se vieni con me, conosco la strada, ti porto a fare un viaggio dove alla fine vedrai il vero, sarai contento per aver visto le cose, ragazzi, intendo
la scuola, la fisica, la chimica, l'amore, la donna, i figli, la fatica, la morte, il dolore. Vedrai le cose per quello che sono. Vuoi venire? E Dante gli dice, yes, pronti, solo che quando si tratta di partire davvero si caga sotto e comincia a dire, aspetta un attimo, perché qui c'è da far fatica, mi pare, e io voglia di far fatica non ce n'ho tanta. Gli prende la paura di far fatica e la paura di essere da solo in questa fatica, che è una vostra caratteristica molto forte, che vi segna molto, perché i dubbi giusti vi vengono. Andate, io lo so, 40 anni o 50 di insegnamento con ragazzi della vostra età, io so che voi sapete, solo che lo negate anche a voi stessi. Io so che andate a letto il sabato sera o la domenica sera con l'amaro in bocca, perché, come direbbe Leopardi, la domenica, la festa, non mantiene le promesse del sabato sera. Lo so che lo sapete, solo che pensate di essere gli unici a sentire questa cosa. Quelli che avete intorno, siccome vi incitate l'un l'altro secondo le mode ricorrenti a fare i coglioni, allora in un mondo di coglioni uno dice, guarda, sono mica io l'unico che dice che sta male, è meglio che faccia finta di niente, faccio pilla anch'io come gli altri. Il risultato è quel che vediamo tante volte, ma basta prendervi una sera, la sera giusta, guardarvi negli occhi e chiedervi, ma tu sei contento? E vi mettete a piangere. Quante volte mi è successo, perfino a scuola, quello bravo che ci sa tutto a memoria, lo interroghi in quinta prima dell'esame di maturità, Massimiliano, vieni qua, dai, Leopardi, e lui, una macchina da guerra, sapeva tutto. L'ho fermato dopo 5 minuti, gli ho detto, ma Massimiliano, posso dirti una cosa? E lui, un po' imbarazzato, certo, profe, ma lo sai che di tutto quello che stai dicendo me ne frega un cazzo? E lui rimane ma sbalestrato proprio, non sapeva più cosa dirmi, e alla fine mi fa, perché? Ho detto, Massimiliano, tuo papà ieri mi ha detto che tu da mesi, per studiare in questo modo, cioè per avere 10 in tutte le materie, te ne sbatti di tua madre che sta male, che ha bisogno 10 minuti al giorno di una puntura, di una assistenza, e tu le dici di no perché devi prendere 10 a scuola. Ma te sei un pirla. E poi gli ho fatto la domandona, gli ho detto, cambiamo argomento, tu un amico ce l'hai? Cioè uno che ti guarda, ti vede far così e ti dice, no, si può far diverso. È scoppiato a 18 anni, è scoppiato a piangere, è scappato da scuola, tornato a casa, deve aver pianto una settimana, poi siamo diventati amici. Il problema della vita, ragazzi, è avere qualcuno che ti guarda così e che ti dice, ma dai, ce la si può cavare, ma a patto di essere un po' leali. E poi, quando lui ha paura, io, Sol, uno, vi ricordate? Ma apparecchiava a sostenere la guerra, perché capisce che la vita è una guerra, è un casino, e gli prende la paura di doverla sostenere da solo. Allora si inventa quale scusa? Quella che ci inventiamo tutti, ragazzi, voi e noi adulti peggio di voi, e cioè io non sono degno, io non sono capace, Franco che cosa vuoi da me, la vita è già dura così, non rompere i coglioni, non faccio niente di male, non sono degno della sfida che mi stai lanciando. Io non Enea, io non Paolo sono, me degno a ciò, né io né altri il crede. No, Virgilio, senti, a fare sto viaggio qui ci hanno già provato in 2, ma quei 2 lì se lo meritavano, io chi sono? E Virgilio, che capisce l'antifona,
lo inchioda lì e gli dice: vi ricordate? E gli dice: Dante, siediti un momento, senti che adesso ti racconto come stanno le cose. Ho finito con quest'ultimo esempio. Ti racconto come stanno le cose, ma tu pensi che io sono venuto a prenderti nella selva perché non avevo niente da fare? Ero in giro a fare i funghi o la legna? Guarda che io me ne stavo tranquillo per gli affari miei. Io alle 5 del pomeriggio, è il modo con cui lo raccontavo sempre ai miei ragazzi, io alle 5 del pomeriggio mi faccio un pokerino con altri 4 soci, Omero, Ovidio, Orazio e Lucano, ci mettiamo lì, giochiamo a carte, per l'eternità è lunga, bisogna pur trovare qualcosa da fare. Solo che l'altro giorno, ieri, oggi, stavo giocando al mio pokerino, è arrivata una ragazza, te non hai idea, ma che roba, ma di una bellezza, ma così bella, lucevano gli occhi suoi, lucevano gli occhi suoi più che la stella. E sta ragazza bellissima mi dice: «Oi Virgilio, mi daresti una mano a salvare un tipo che si è perso nella selva oscura?» E io le ho detto: certo, ma come si fa a dire di no a una così bella? Certo che vado, ma prima che vado, te chi sei? E perché te ne frega qualcosa di quello là? E lei mi ha detto: io son Beatrice che ti faccio andare, vegno dal loco ove tornar desio, amor mi mosse che mi fa parlare. Sono Beatrice, quello lì è il mio vecchio moroso, gli voglio ancora bene, ma gli voglio bene tanto. E allora sono venuto a cercarti perché tu lo salvi, perché tu lo possa salvare. E lì, quando arrivo qui, mi fermo in classe e dico la ragione per cui mi commuovo io, perché penso sempre, quando leggo questi versi, a mia moglie, che è 40 anni esatti che mi perdona, e dico alla classe: ragazzi, me ne frega niente se siete religiosi o no, ditemi solo una cosa: che amore è? Che amore è quello di una donna che scende all'inferno per riprendersi il suo uomo? E vi giuro, è sempre stato così, Anche il pirla della classe, perché ogni classe c'è qualche pirla, ma uno è più pirla degli altri. Il pirla della classe, anche quello lì che non studia, pluribocciato, per un istante ti guarda e vi giuro che c'è, se non lo dice ce l'ha scritto qui, è vero profe, vorrei essere amato così, vorrei una donna così, ma dove la trovo? Nessuno ci dice più queste cose. Ecco, io la sfida su Dante è a questo livello. Potrei andare avanti, siamo al primo canto dell'inferno, potrei andare avanti per 100 canti, come potete immaginare, ma siccome un po' di carità cristiana impone di piantarla e quindi mi taccio, prima però vorrei dirvi che la ragione per cui sono qui, di questa mostra. Allora, insieme alla Regione, che voglio ringraziare pubblicamente perché finanzia anche l'iniziativa, insieme all'associazione Rivela, insieme alla diocesi di Verona, insomma insieme a tanta bella gente, raccogliendo la sfida che ho descritto oggi, abbiamo pensato che sarebbe stato utile per tutta la città rimparare Dante, incontrare Dante in una città che comunque è la terza città dantesca d'Italia, voglio dire, Firenze, Ravenna, Verona, non è venuto a Bergamo, ahimè, no? Ecco, nella terza città, l'anno in cui si celebra il 700° della morte, poter mettere in piedi un'iniziativa che permetta nel tempo a tutti i veronesi che lo volessero, di città o di campagna, di sentire Dante così, vivo e capace di lanciarci una sfida di cui abbiamo bisogno per andare avanti. Allora faremo una mostra in 3 anni, quest'anno l'inferno, poi il purgatorio, poi il paradiso, una mostra presso... C'è delle figurine da far vedere?
Dai, io parlo e te fai le figurine in un posto, io non ho mai visto, me l'hanno descritto stamattina, fantastico, ma la cosa che mi ha colpito di più in assoluto è che faremo una mostra, mettendo in mostra tutti i 34 dipinti di Gabriele Dell'Otto, cioè tutto l'inferno, le immagini riprodotte sul volume della Mondadori, e a spiegarle ci saranno 100 ragazzi provenienti da tutte le scuole di Verona che si sono offerti per far da guida ai loro compagni, facendo prima un corso di formazione con me e poi mettendosi una roba che io in Italia vi giuro, ma non è per farvi un complimento perché siete qui, semplicemente non l'ho vista mai accadere. Allora ho detto di sì anche per questo, all'iniziativa, all'idea che 100 ragazzi potessero dire io ci sto, e diventeranno le guide per un mese e mezzo di tutte le scuole che passeranno a visitare la mostra. 34 stampe non sono gli originali, ma sono come gli originali, nel senso che le stampe dell'Otto le cura lui, me le manda da Roma, io ci metto i testi, è una roba strepitosa, secondo orari, modalità che verranno spiegate. Dobbiamo ancora decidere tante cose, no? Ecco, di almeno le date della mostra, inizio e fine. 11 febbraio, 10 aprile, 2 mesi, in cui potrete visitarla, farla conoscere, e poi l'anno dopo faremo il Purgatorio e l'anno dopo il Paradiso. 3 anni per fare il viaggio completo di Dante in mia compagnia. Non sono il massimo come Virgilio, ma insomma dovrete accontentarvi, e con Gabriele Dell'Otto per quanto riguarda le immagini è il grande illustratore della Marvel americana, quello che dipinge olio su tela le copertine dei supereroi, quindi non l'ultimo arrivato, uno degli 8 al mondo che fa questo lavoro per la Marvel americana, l'unico italiano. C'è altro da dire? C'è altro da dire? C'è l'assessore Donazzan che ci vuole salutare. Io ne approfitto perché è merito suo se sono qui. No, ciao. È merito suo perché mi associo. Perché 2 anni fa lei mi ha veramente sfidato a fare questa cosa. Quando io le ho detto voglio venire tutta la settimana per stare con i tuoi ragazzi, per star qui a chiacchierare di queste cose, lei si è infiammata e mi ha chiamato per... Insomma, non è stato possibile, ma ci crede più di me, e anche questo nel mondo della politica è raro. Beh, questo è il complimento più bello che mi si potesse fare. Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Sapete, Franco Nembrini è uno dei miei contatti preferiti. La sera quando rientro vado a seguire le sue lezioni, quelle che ha fatto nel passato, quelle che fa adesso. Se fa una relazione che poi va su YouTube, io l'ho già sentita la sera, perché ha una capacità espositiva, una passione, una conoscenza dei principi che lo guidano, li metto in fondo perché i principi sono all'origine, che mi hanno appassionata. E siccome io credo molto che l'identità del nostro popolo abbia tutte le ragioni per essere conosciuta, amata, per tornare ad essere orgogliosi di essa, abbiamo bisogno di buoni maestri. E lui è certamente il migliore di tutti. Io spero di poter essere già all'inaugurazione l'11 di febbraio, perché poi non mi sono appassionata solo io, tutta la mia squadra. No, ci vengo di sicuro. Il dottor Marzano, che è laggiù, che è il nostro dirigente all'istruzione e formazione, è colui che poi mi permette, dall'adesione ideale a una cosa, di farlo diventare un progetto dove la regione può anche esserci. E oltre a questo spazio, quindi, abbiamo voluto esserci in questo.
Quindi sono io che ringrazio te, Franco, ringrazio, sì, sarà un'esperienza meravigliosa. Veramente poter spiegare Dante, poterlo conoscere al punto tale da entrare dentro e diventare voi gli accompagnatori sarà un'esperienza meravigliosa. E io sono rimasta veramente affascinata dal racconto di questo progetto e devo dirvi che non vedo l'ora di vederlo e di sentirlo. Quindi grazie di cuore per quello che avete fatto e grazie a questo uomo straordinario della cultura italiana. Parlava di Dante, eh? Va bene, non so se qualcuno ha delle domande o delle curiosità sbrigative veloci, potrei tentare di rispondere. Se no andiamo a bere qualcosa, che il convivio è un'altra buona idea di Dante. Va bene, grazie a tutti, allora alla prossima.